la Cremonese, come ci siamo ridotto, come mi sono ridotto, perché nessuno se ne sta fregando. Io invece sì, mi sono ascoltato le parole di Giampaolo, sto guardando tutte le altre partite dove la Cremonese, insomma, non ha fatto sempre risultato, però è andata vicino a le probabili formazioni, le novità che Sky ancora non dice, però appena esce il video Sky le cambia. Cominciamo. È interessante, no? È stimolante, perché non conoscendo molto l'avversario è stimolante poter fare un'ipotesi e capire a partire dall'ultima partita, dove onestamente se non ci fosse stata quella decisione arbitrale Baschirotto-Paleari, sempre con queste mani sul pallone o non sul pallone, la Cremonese l'avrebbe potuta portare a casa, e quindi partiamo da questo. Però non ci sono grandi, perché già il like, scusatemi, mi dimentico il like. C'è qualcuno nuovo che si interessa del Napoli, no? Giampaolo si è insediato in Parma Cremonese, dove vincono 0-2 in trasferta. Poi perdono col Bologna, ma vi faccio vedere direttamente, non perdiamo tempo, perché da questa parte abbiamo la formazione del Napoli che adesso sistemiamo, perché l'unica indiscrezione ci arriva anche dal cantafalcio, dove ci dicono che Rachmani potrebbe giocare. Però partiamo da qui, sperando di non laggare. La Cremonese ha dominato il Torino in maniera assoluta. Guardate l'attacco momentum, se guardate le statistiche, Cremonese 65% in vantaggio di possesso palla, creano più XG, creano più grandi occasioni, 14 tiri totali contro 4, e Giampaolo lo dice proprio in conferenza, dice gli abbiamo concesso giusto mezza azione, quindi io sono contento di questo. Poi ci conferma che Vardy è out e che si porterà Collocolo, il famoso Collocolo, e Torsby se li porterà, ma non sono al meglio, mentre Barbieri non gioca, ma non per cose particolari, è una scelta tecnica. Sulla fascia loro hanno effettivamente parecchie scelte, a partire da Zerbin, da Floriani, e quindi lì è una scelta che gli piace di meno, evidentemente. Nella partita col Torino Giampaolo opta per un 4-4-2, però se andiamo a vedere le posizioni medie ci rendiamo conto che bene o male è un 3, vedete Terracciano, Baschirotto, Luperto. Luperto non è un giocatore di primo pelo. Poi Pezzella e Floriani che vanno, quindi è più una difesa a 5 in questo caso. Lo dice anche in conferenza, dice questa squadra è stata costruita per giocare a 3, quindi vuole rispettare anche questo. Bondò e Grassi a centrocampo. Van de Putte alla fine finisce per essere un supporto per Sanabria e si allarga un pochino Bonazzoli, quindi è quasi un attacco a 3, è quasi un 3-4-3, 3-4-2-1 come lo vogliamo chiamare. Però non ha fatto solo questa è una partita in casa contro il Torino. Giampaolo ha spiegato che dipende dall'avversario come si metterà in campo, tant'è vero che stavo vedendo la partita col Parma dove loro vincono, è quasi un 4-2-4 se andiamo a vedere. In questo caso c'è Malé a centrocampo, che a lui piace molto, Bonazzoli, Sanabria, e sulle fasce un po' più esterni Van de Putte e Zerbin. Ma ancora più interessante secondo me è vedere contro il Bologna. Perché? Perché il Parma è squadra piccola, il Cagliari è squadra più piccola, il Torino è squadra media, il Bologna si può considerare una medio-alta al di là della classifica, e in questo caso ancora qualcosa di diverso, vediamo questo 4-1-3-2 quasi, utilizzando Djuric al centro dell'attacco, quindi il lungagnone per le sponde, per mettere in difficoltà magari negli 1 contro 1, perché il Bologna pure se la gioca così, quindi. E in questo caso vedete come poi risulta ancora più strano con le posizioni medie. Però non fatemi ingannare da questa difesa a 4, perché il 33 è Grassi che si abbassa in mezzo ai due centrali per toccare più palloni. C'è sempre il Pezzella che va, lo Zerbin che si fa tutta la fascia, quindi è più una roba a 5. Djuric vedete si abbassa per fare le sponde a centrocampo, e Van de Putte finisce più centrale. Insomma, se vuoi accoppiarti ai giocatori della Cremonese un pochino di mal di testa ti può venire, devi aspettare 5 minuti, capire bene dove si sono messi e agire di conseguenza. Molto meglio sarebbe pensarci il meno possibile, certo ci devi pensare, però se hai tu il pallone, se gestisci tu la palla, fai pensare a loro come devi inseguire noi, che sarebbe ancora meglio. Siamo i primi a giocare, che domani
serata che devo fare, quindi non lo so se riuscirò a vederla, se riuscirò a reagire. La live non credo proprio, ma è la mia vita. Mi potete solo lasciare un like per compassione. Milinkovic Savic, Beukema, Rachmani buongiorno. Attenzione, rivoluzione in difesa. Con il ritorno di Rachmani si sposta buongiorno Braccetto, quindi si toglie Olivera, che ha anche parlato oggi a Radio CRC, e ti avevo segnato contro la Cremonese, magari ne faccio un altro. Via Olivera, conferma di Beukema e Rachmani al centro della difesa, quindi ancora fuori Juan Jesus. Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola, De Bruyne, Santos e Højlund. Quindi in questo caso si farebbe fuori Anguissa, dentro McTominay più basso e dentro Santos accanto a De Bruyne. Io qua esulto come un gol, perché mi piace proprio. Mi piacerebbe anche vedere Gutierrez, però partiamo da questo, non c'è male. Per loro Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella, Floriani, Grassi, Malé al posto di Bondò, Mandeputte, Sanabria e Bonazzoli, quindi si sviluppa questo 4-4-2 che abbiamo visto. Facciamo sempre un confronto col Fantalab, poi tra qualche ora porto su Calcio Fluido i pronostici e tutta l'analisi di tutta la Serie A, di tutta la 44esima giornata sull'altro canale. Grazie, siete molto attenti. Allora, Milinkovic, Rachmani, Braccetto, buongiorno centrale e Olivera confermato, quindi in questo caso si fa fuori Beukema. Qui si conferma Anguissa e confermano anche De Bruyne e McTominay in avanti. Non lo so se l'hanno buttata lì così, se stanno seguendo, se stanno aspettando Sky, perché secondo me qualcosa Conte la cambia. Queste cose qua, dei gol eccetera eccetera, li vediamo nell'altro video. Questo non lo so, questa potrebbe essere la grafica di Spazio Napoli, ma spostiamoci. Così vi dico la mia preferita. Allora, nonostante insomma io voglia De Bruyne risbloccarsi con un bel gol da centrocampo, perché ho voglia di impazzire, la cosa principale, se sta bene, certo dall'inizio senza averlo fatto manco entrare così, però se Rachmani sta bene, va qua e secondo me va più centrale che non Braccetto. Lo spostare buongiorno Braccetto potrebbe essere più che un'idea, e vi dirò la verità, come vi ho detto, per me cambia poco tra Juan Jesus adattato e Beukema, non è che ho quella certezza, però un po' di leadership, quindi me la azzarderei così, che questa era una difesa che aveva funzionato. Dopodiché mi perdonerà Politano, ma mi gioco Gutierrez anche a destra, non c'è problema. Mi perdonerà Anguissa e abbasso McTominay e metto Alisson là. Se Conte decide, no, ma quello De Bruyne eccetera eccetera, allora qua ci può andare Giovane, secondo me ci può andare anche un Elmas. Questi sono, sto cercando di ragionare, questi sono, o ci metti Elmas o ci metti Giovane, ma credo che Giovane ha più senso che te lo mantieni, perché è anche l'unico vice Højlund che hai, quindi metterli tutti e due in campo subito non credo sia un'idea geniale. E questa è la mia preferita, non è quello che ci suggerirà Sky appena io posto il video, ma ripeto, se ci vuoi mettere Olivera qua per un po' più di spinta mi va benissimo. Se vuoi togliere proprio buongiorno da mezzo, metti Rachmani qua a Braccetto, Juan Jesus centrale, Oliver, pur mi va bene tutto. E a centrocampo, che non vorrei vedere soffrire Anguissa, vorrei sfruttare la capacità di McTominay di stare qua e di arrivare anche qua. Spina, la speranza è che stia bene e quindi che entrambi possano, sia Spinazzola che Gutierrez, arrivare fino in fondo e dare fastidio. Con Spina qua ovviamente Alisson si può allargare e può creare un po' di scompiglio in questa zona Terracciano, costringendo Floriani, Mussolini a stare molto basso eccetera eccetera. Comunque le vibes sono positive per due motivi. Uno, non esiste proprio, non fatemi diventare virale che perdi Cremonese in casa, o non vince, basta un pareggio che è totale delusione. Giampaolo poi anche di sua filosofia, di suo istinto, è uno che dice: se devo perdere, perdo a testa alta, che sto attaccando e sto facendo comunque il mio calcio. E un po' di qualità lui la butterà dentro. E nel secondo tempo mi aspetto un Pacero, lo stesso Zerpin se non parte titolare, e quindi proveranno a ripartirci in faccia o anche a girare il pallone. Però una squadra così, che dovrebbe fare meno barricate, il Napoli dovrebbe trovarle gli spazi. Ecco perché io De Bruyne non lo toglierei dal campo, ma vedrei di metterlo in condizione di fare le sue imbucate, che comunque anche in una mezza partita dove non era in grande forma, quell'imbucata Højlund la fece. All'andata io mi sono scritto liscia,
partita liscia. 0-2 con 2 gol di Højlund, 2 gol di Tapin su un tiro di spina, primo tempo al piccolo trotto, mi sono scritto al piccolo trotto, però era ancora una squadra, insomma, con Di Lorenzo in campo, con Rachmani, accanto a Højlund c'era Neres ed Elmas inizialmente, poi dopo entrano i Guti, i Lang, avevamo pure Lucca. Sembra quasi che sai, poco. Allora, quindi era tutto un altro Napoli. E va bene così, lasciamo aperto il discorso che avevo accennato nel video, lasciate il like, se avevo accennato nel video di ieri sul varista Aureliano. Voglio sporcare questo video di preanalisi che secondo me è molto, molto pulito e molto bello. È brutto sporcarlo con arbitri arroganti, che io ritengo arroganti, non li sto dicendo perché sembra che da certi atteggiamenti, ma li leviamo da mezzo, poi avremo modo di parlarne. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi attendo sull'altro canale per i pronostici di tutta la Serie A con i marcatori, e lo sapete che alla fine ogni tanto ci azzecco. Legarci tutti come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che